per essere qua presenti anche agli assenti. La grande famiglia di Televide Agrigento ha alzato i calici per brindare ad un anno trascorso nel solco della professionalità, del sacrificio e della passione per la televisione. Presente alla cena natalizia l'intero gruppo della redazione di TVA Notizie, lo staff tecnico, collaboratori e amici di TVA ed ovviamente l'editore Pietro Licausi e il direttore di TVA Notizie Arturo Cantella, che si è detto orgoglioso di questo gruppo lavorativo, e Gerlando Butera. È stato un momento anche per tracciare un bilancio assolutamente positivo nonostante la forte crisi che attanaglia tutti i settori, finanche quello dell'emittenza, per discutere dei risultati che gli sforzi editoriali hanno prodotto. TVA ha rafforzato il bouquet di offerte per il pubblico, la rassegna stampa in diretta ogni mattina alle 7:50, unica emittente della provincia agrigentina, il TG della domenica, anche in questo caso unica emittente a realizzarlo, ed ancora il rinnovamento delle scenografie, nuove trasmissioni di successo come Solo Acragas, Viaggiando tra i comuni e i cult di TVA come A Tutto Campo, Target, Un libro per amico e gli speciali di approfondimento curati dal direttore di TVA Notizie Arturo Cantella e le seguite maratone televisive come le non-stop elettorali e quelle riguardanti la sagra del Mandorlo in Fiore in tutte le sue varie giornate e quest'anno anche i festeggiamenti in onore di San Calogero, che anche grazie al nostro sito internet www.televideagrigento.tv è stato visto in streaming in tutto il mondo da numerosissimi internauti che non hanno potuto presenziare all'evento. Ma non è tutto, da gennaio 2015 tante altre novità che riguarderanno tra le altre la punta di diamante della nostra emittente, ovvero il nostro notiziario che da più di un trentennio entra nelle vostre case con professionalità, puntualità e correttezza e competenza. Una famiglia, quella di Televide Agrigento, che è compatta, sinergica e affiatata come non mai vi augura buone feste.